Forghin opera da diversi anni nel settore dell'energia elettrica, soprattutto e con particolare attenzione alla produzione di energia in forma condivisa. Abbiamo una lunga tradizione di creazione di progetti e di investimenti di impianti dati in disponibilità a consumatori e a imprese. Quindi il nostro modello d'azienda è quello di avvicinare il consumatore alla produzione di energia. La nostra aspirazione imprenditoriale è dare accesso alla produzione di energia. Io in questo momento ricopro la posizione di presidente di Forgreen e mi occupo in particolare della parte finanziaria, quindi di tutta la struttura finanziaria della Forgreen. Quello che mi ha portato a ricoprire questo ruolo è sicuramente la società che interpreta anche la parte finanziaria in ottica molto particolare, perché è una società benefit in cui anche l'utilizzo della finanza è indirizzato con l'idea che possa portare un impatto positivo per tutti gli stakeholders che partecipano alla realizzazione degli impianti e quindi anche l'utilizzo della finanza che viene impegnato in questa realizzazione ha un impatto positivo sotto l'aspetto ambientale sicuramente, sotto l'aspetto sociale e sotto l'aspetto economico. La sfida più grande è stata sicuramente la crisi energetica degli ultimi anni, che ha portato un cambiamento di regole completamente sui prezzi, ha cambiato completamente anche il mercato dell'energia con tanti decreti che hanno creato non poca difficoltà nel chi come noi produce e vende energia elettrica, perché comunque si doveva sottostare a nuovi regolamenti che spesso ci vedevano anche noi subire questa crisi energetica. La crisi energetica ha rappresentato un fattore di cambiamento importante per la nostra azienda e ha dimostrato in realtà che il modello che abbiamo sviluppato in questi ultimi 15 anni, che è quello dell'autoproduzione di energia condivisa, è un modello che può reggere le sfide interpretandone una nuova evoluzione. Forgreen è una società benefit e quindi i valori che orientano tutte le scelte della nostra società sono quelli legati agli impatti che la nostra attività può avere su tutti i partecipanti al nostro business. In particolare noi andiamo a esaminare sempre tutto quello che è l'impatto che la nostra attività può avere sotto l'aspetto economico e quindi tutti i nostri business plan in cui andiamo a far partecipare i soggetti terzi hanno una sensibilità su quello che è l'apporto economico che questi soggetti hanno nel momento in cui sono coinvolti nei nostri progetti. Abbiamo un impatto ambientale e quindi tutta la nostra attività va a essere canalizzata sul fatto di energia da fonte rinnovabile e quindi con una riduzione dell'emissione della CO2 e in ultima analisi, forse anche quella più importante, un impatto sociale, cioè un impatto culturale nel senso di andare a cambiare l'idea di partecipazione alla produzione di energia elettrica. Quindi tutte le nostre azioni vengono fatte sempre con l'idea di valutare quali sono gli impatti che noi andiamo a generare sui nostri stakeholder. Vorrei vedere ancora più persone, imprese, professionisti coinvolti in questo modello. Sappiamo che il futuro dell'energia è il futuro della nostra terra, nel senso che l'energia è una risorsa che utilizziamo e utilizzeremo sempre di più. L'energia elettrica, a maggior ragione con la transizione ecologica in essere, sarà sempre più importante e quindi poter dare sempre più energia, vedere più persone, più realtà che partecipano con noi a questa produzione di energia, sicuramente darà un'idea di futuro diverso, un po' più orientato a guardare la terra come un bene comune e non tanto all'interesse del singolo.